Buona serata cari telespettatori e cari telespettatrici, rieccoci insieme, vi presenterò anche le nostre ospiti soprattutto, e in questa occasione approfondiamo il tema della violenza alle donne. Mi sembrerebbe un po' banale dirlo così, perché in realtà vogliamo sensibilizzare un po', continuare a sensibilizzare dopo la giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne le persone, ma anche informare su che cosa sul territorio è stato fatto, si può ancora fare, quali tipo di tutele esistono, che cosa prevedono le normative esistenti, che cosa fanno le associazioni, che cosa c'è sostanzialmente. Diverse persone ci hanno anche scritto dicendo di continuare a parlarne non solo in giornate istituzionalizzate, ed è corretto effettivamente farlo, per rompere il muro del silenzio, un silenzio fatto di paure, molte volte di vergogna, di tanti sentimenti che pervadono delle sensazioni e purtroppo anche una vita vissuta malissimo. Ma non sono soltanto i gesti, gli atti violenti che spaventano, che fanno paura, che devono essere condannati e eliminati in qualche modo, ma anche le parole. E le parole hanno un peso importantissimo. Ma quali parole? Dette da chi? Anche dai mezzi di informazione stessa, anche come vengono riportate le notizie e come vengono divulgate, e attraverso i tanti mezzi di comunicazione. In particolare certi media, non stiamo parlando di quelli televisivi, anche se questi hanno una grossissima responsabilità, il web che è di dominio di tutti, e lì si nascondono dei mondi che poi diventano delle realtà atroci. Di tutto questo parliamo con i nostri esperti. A questo punto i nostri esperti ve li presento subito, perché dopo abbiamo un piccolo spazio, una piccola parentesi ormai che tutti conoscete con lo SPCGL del Veneto, ma vediamo le nostre ospiti. Allora, ben arrivato innanzitutto Everardo Dalmaso, consigliere delegato pari opportunità dei Comuni di Vicenza, grazie di essere qui con noi, avvocato. Ci deve raggiungere Fabio Balestriero, segretario regionale del SAP Veneto e sindacato di polizia, ma arriverà tra non molto. Stefania Barbieri, grazie di essere qui con noi, consigliera di parità della provincia di Treviso, grazie. Buonasera, grazie. Poi ci spiegherete la differenza tra una cosa e l'altra, che effettivamente non tutti conoscono. Come sempre Luigi Sposato, grazie di essere qui con noi, presidente di Eurointerim. Rosanna Bettella, responsabile coordinamento donne SPCGL del Veneto, grazie. Valeria Pilla, imprenditrice, titolare Club di Più, grazie di essere qui con noi. Valentina Billa, avvocato, e quindi avrà questo ruolo. Dovremmo essere anche in collegamento, se lo stiamo cercando di agganciare, con l'avvocato Salvatore Fratallone da Montecitorio da Roma, e che ci dovrebbe seguire da distante. Allora, detto questo, parentesi, come sempre all'inizio abbiamo tanti casi che sono stati risolti, ci rivolgiamo soprattutto al pubblico degli anziani, dei pensionati, si sono resi anche volontari per intervenire da noi in trasmissione e raccontare cosa è successo. Stiamo parlando delle pensioni, dei diritti inespressi, dei diritti che non sono riconosciuti, ma in realtà sono soldi che si possono recuperare. Questo lavoro viene svolto dallo SPCGL del Veneto, vediamo la nostra anteprima con lo SPI insieme, poi torniamo in studio ed approfondiamo il tema della serata.